Allora, innanzitutto stiamo parlando con Michele Butturini, sono un lavoratore dell'IT. Allora, il tema è la creatività, al di là di quella che può essere una definizione che non puoi dare di creatività in base alla tua esperienza. Volevo capire come si rapportava con anche grandi temi, quello della formazione, quello della tecnica, tecnologie informatiche, quello dell'innovazione standard comunicativa. La faccio più semplice. Allora, innanzitutto, secondo te, oggi per creatività cosa si può intendere? C'è un'espressione d'arte. L'arte, secondo me, può essere dal disegno a quelle che sono delle information technology, qualcuno che trasforma l'idea in qualcosa di pratico, quindi che suona bene, resto così. Poi qualcosa che viene da dentro, cioè uno creativo magari ci nasce. Però secondo me il vero creativo è quello che ci nasce e poi studiando, applicandosi, dedicandosi tanto, riesce a fare il creativo, parlando del disegno, sta magari ore e ore a provare a disegnare finché dopo gli viene in mente qualcosa di bello. Nella pubblicità abbiamo fatto anni di studio, anni di disegni, a un certo punto qualcuno gli dice una frase e lui lo trasforma in un disegno, oppure qualcuno gli dice la creatività sta anche nelle parole, c'è anche quelli che con un jingle in 3 parole ti fanno più il prodotto. Può essere anche pura casualità, molte volte uno dimentica un accento e poi effettivamente averlo dimenticato ha dato quel più a lì secondo me il creativo è quasi più la scintilla che viene fuori, che capisce che quello che è venuto fuori per caso è venuto fuori per caso, non bisogna prendere al volo l'occasione, perché sono alcune pubblicità, perché a volte viene fuori da una chiacchierata e qualcuno prende. Secondo te lavorano bene oggi tecnologia e creatività, nel senso ci sono dei campi inesplorati che potrebbero portarci a progetti creativamente più... Io penso che se parli di tecnologia da intendersi come te, può essere qualsiasi cosa, allora, se io parlo un montaggio, esatto, se io penso come anche informatico. Certo. Tipo Cars, secondo me vanno a braccetto, sono venuto fuori un film così bello. Però se guardi nel lavoro di tutti i giorni, i comuni mortali, quelli che non hanno quei budget, secondo me tante volte fanno un po' pugni, no? Perché il creativo vorrebbe qualcosa di più, però magari la tecnologia c'è ma è costosa, oppure chi ha la tecnologia in mano ha un linguaggio. Avrà la sua creatività ma il suo linguaggio, là il creativo, quello puro, quello classico, tutti ha il suo, e allora si fa fatica a capirsi e a mettersi insieme. Quindi oggi è importante anche che ci sia un lavoro di team, di squadra, per arrivare a dei progetti creativi e efficaci. Oggi il team, vedo sempre di più io che lavoro nel information technology, che qualsiasi cosa che fanno ci deve essere sempre uno delle team, cioè qualcuno che ne sa di tecnologia, perché tante volte vengono negli anni passati o ancora adesso nel caso capita che vengono chiamati dopo quando i giochi sono già stati fatti, soprattutto magari sono un sito, decidono di fare un sito con qualcosa di un'applicazione, i grandi creativi che sono disegno che chiamano il tecnico e ti fa vedere che tutto ciò che era molto bello trasformato poi sul device non rende più quello che si sperava. E tante volte dicono ma non era così, sì, in fondo bisogna essere creativi anche nel pensare che le vai su cui andrà, perché vedere certi anche quadri bellissimi, sono bellissimi pensati nel video, li faccio vedere sul telefonino, non ti dicono niente. Oppure ti danno l'emozione solo perché ti ricordano che tu quando sei andato a vederlo quindi secondo te anche creatività è veicolare un progetto, un'idea, un concept che sia emotivamente coinvolgente e soprattutto legato al mezzo con cui farai vedere questa veicolare. Perfetto, senti, l'ultima cosa, parlando di formazione, allora da quello che ho inteso secondo te creativi si nasce ma comunque poi si acquisisce una competenza, no? Lo si può anche diventare quindi o no? Se non c'è non c'è creatività, secondo me c'è una base innata, un talento. Innata, sì. Dopo secondo me c'è la persona che è il genio e quindi va la sua strada.
sono quelli che sono bravi, che secondo me con tanto studio possono comunque emergere. Le scuole hai un'esperienza No, del formativo? le scuole no, io non è un settore, no, non è un settore che io... però secondo te ancora, cioè la formazione, non so se lavori con dei giovani quotidianamente, arrivano formati oppure sono meglio ancora le esperienze, sono meglio le esperienze sul campo? Lavoro più sul campo, anche prima di arrivare al lavoro, se non subito, non sul creativo. Quindi anche la scuola potrebbe istradare di più, dando la possibilità di interagire di più con le aziende. Capire che cosa serve, capire proprio cosa serve. Cosa vuol dire, sì, cosa serve, quindi quello che darà business. Poi siamo arrivati a un mercato che quello che verrò oggi fra una settimana magari va fuori da metà, perché quello si impegna qualcosa per dire bello che spazia via tutti. E il problema cos'è secondo me? È che in tutti i campi questo, la tecnologia, tutto ciò che è nato ti dà la possibilità di emergere a chiunque, quindi magari grossi aziende, grandi colossi, con grandi creativi si vanno a scontrare anche con il ragazzino che è a casa e ti tira fuori la creatività. Quindi è ancora più competitivo, quindi adesso secondo me emergeranno veramente solo che sono capaci. E non capaci in un settore solo, ma sono capaci di dire io sono bravo magari a insegnare oppure a scrivere, perché la creatività sta un po' dappertutto, o anche a fare un bel programma, che fa una cosa innovativa, però uno magari ha studiato una vita e ti viene fuori un ragazzino che per passione ti batte perché gli è venuto fuori. Soprattutto se riesce come a andrà avanti nel replicare. tempo, ecco, se è pure casualità. Grazie.